Coach Badocchi, un'altra vittoria, l'ennesima, arrivata però in una partita complicata come ti aspettavi. Esattamente, sapevamo che questo è un campo difficile in cui vieni sottoposto a tanta pressione dai giocatori avversari, dal pubblico, quindi i ragazzi hanno fatto un po' fatica all'inizio ad adattarsi a questa situazione, però poi per fortuna nel secondo tempo abbiamo un pochino messo a posto un paio di cose e la partita si è indirizzata verso la nostra parte. Molte situazioni in cui magari le difficoltà potevano portare a perdere la testa, invece il Verona è sempre stato attaccato al match e con il supporto della panchina l'ha portata a casa. Sì, io l'ho detto ai ragazzi anche a fine primo tempo. Quello che ci ha portato fino a questo punto della stagione in queste condizioni è l'essere un gruppo di fratelli e essere un gruppo molto coeso. Abbiamo avuto qualche momento nel primo tempo in cui secondo me ci siamo un po' lasciati andare da questo punto di vista, dicendoci magari su un pochino l'uno con l'altro. Invece poi abbiamo sistemato questa parte e con la forza del gruppo, appunto la forza della panchina e del nostro gioco comunque siamo riusciti a portare a casa il risultato. Anche al di là dei punti, anche in una vittoria complicata come questa, che cosa ci portiamo a casa e che cosa ci teniamo per affrontare l'ultima sfida di questa andata? Sicuramente l'importanza di mantenere la calma nei momenti di difficoltà, di rimanere uniti e lavorare insieme per uscire dalle difficoltà e allo stesso modo l'importanza di rimanere, di seguire bene il piano di gioco, di stare attenti ai dettagli, perché in partite molto più tirate un piccolo dettaglio magari che oggi abbiamo messo poco a fuoco può fare la differenza. Grazie coach. Grazie.